La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio e ben ritrovati. Se vi sono mancate le immagini del calcio dilettanti, eccoci a voi in questa domenica 15 gennaio 2012 con la prima di ritorno del campionato di prima categoria Girone D. Al Comunale di Ponso sono di fronte a Teste Padovana e Pontecor. Giornata fredda ma soleggiata, campo in buone condizioni, pubblico numeroso in tribuna. Le formazioni: a Teste Padovana in completo bianco: Molon, Bagno, Albertin, Gona, Vigato, Costantin, Casadei, Sattin, Bonifacio, Murtisi, Talpa. A disposizione di mister Franzolin, Bellamio, Iannone, Checcolin, Negri, Randon, Bovo, Gradin. Pontecor in giallo-verde: Vigato, Minelle, Munaro, Rasi, Marcolongo, Crocco, Gambato, Goffo, Fabian, Brigato, Hatimi. A disposizione di mister Cominato, Mazzetto, Zanardo, Ziglio, Ayub, Segolin, Baretta, Contin. Arbitra il signor Brizzi della sezione AIA di Verona. Si osserva un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia al largo dell'isola del Giglio. Primo pericolo per la Teste Padovana, da calcio di punizione. Goffo calcia bene ma Molon si accartoccia e para. Minuto 18, locali in avanti, palla a Bonifacio che fa un passo, poi destro fulmineo, Vigato d'applausi, poi l'azione sfuma. Passano 2 minuti, Murtisi, servito ottimamente, non concretizza una buona occasione. Sulla tre quarti la Teste tiene palla, Sattin controlla, si accentra e dai 25 metri indovina un destro su cui Vigato non arriva. A Teste in vantaggio, 1-0. Ospiti in avanti, è il 29esimo quando Fabian riceve, in mezzo alla difesa inventa un controllo, si gira e di sinistro infila Molon, è il pareggio. Ancora gli ospiti deliziano il pubblico presente al Comunale con un'azione lineare che porta Fabian alla conclusione. Ottima la sua girata che finisce in rete. Pontecor in vantaggio al 34esimo. Il primo tempo finisce col Pontecor in vantaggio per 2-1. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Brividi anche per il pubblico, protagonista Molon. Fallo dubbio in area del Pontecor. Per l'arbitro tutto regolare. Vigato risulta determinante uscendo in aiuto alla difesa. 36esimo, incursione di Gona che non trova compagni all'appuntamento per la deviazione. Ancora a Teste alla ricerca del pareggio. Aggancio aereo di Checcolin che poi spara sul fondo. Minuto 39. Azione di rimessa della Teste, la palla in profondità arriva dalle parti di Checcolin che elude l'uscita di Vigato depositando in rete. È il 2-2. L'ultima azione è ancora dei locali. Iannone c'è ma la mira di poco imprecisa. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Fra Teste Padovana e Pontecor finisce 2-2. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL.
Benedetto Marcato, presidente del Pontecor. Buon anno Presidente. Grazie. Allora, iniziamo il 2012 con un pareggio, risultato equo? Sì, secondo me sì, ormai mi ero illuso del risultato pieno, però se analizziamo un po' tutta la partita diciamo che va bene così, dai. Allora, matricola diciamo di lusso, il Pontecor, vi siete già tolti qualche soddisfazione soprattutto nella prima parte di stagione? Sì, abbiamo fatto la prima parte che è stata un bel inizio, siamo divertiti abbastanza bene e adesso siamo alla ripartenza, probabilmente sentiamo un po' le mancanze di qualcuno, però insomma diciamo che un pareggio va bene, iniziamo già con un risultato un po' discreto, insomma dai. Avevate concluso il 2012 con una vittoria esterna, ma c'erano anche 4 sconfitte tra novembre e dicembre. Cos'è successo? Abbiamo avuto tanti infortuni, quindi siamo stati un po' castigati dalle assenze importanti e lì purtroppo ci è mancato quella qualità in più per poter portare a casa il risultato. L'obiettivo della stagione? Diciamo che la salvezza tranquilla sarebbe già una bella cosa, insomma, poi lottiamo sempre per andare ai playoff perché è giusto lottare per andare là, insomma, no, ci crediamo sempre, insomma. È una grande soddisfazione che è stata oggi che abbiamo giocato con i nostri 2 juniores, che uno ha fatto la doppietta, quindi è stata una bella soddisfazione. Graziano Franchin, presidente della Teste Padovana. Che gara hai visto oggi? Una bella gara, dai, sono contento, nonostante 4-5 giocatori che sono infortunati, con i giovani sono contentissimo veramente perché hanno fatto una bella prestazione, hanno fatto un bel gioco, è stata una bella gara, combattuta sia dal Pontecor che dalla Teste Padovana. Veramente se guardiamo i punti, qualcosa in più la Teste ha costruito in più, perché hai visto anche tu che 2 gol falliti, specialmente l'ultimo a 2 minuti dalla fine, bastava che lo avesse stoppato il numero 8, che seria sta il signor, come si chiama, Satin, bastava che lo avesse poggiato, tirare, era come un rigore ed era gol fatto. Comunque sono contento veramente che la squadra ha reagito, ha pareggiato, ha portato a casa un risultato come una vittoria per noi, nonostante un brutto inizio che abbiamo avuto dell'andata, che non riuscivamo a venire fuori dalla situazione. Speriamo che adesso il ritorno sia un po' più tranquillo e che i ragazzi mi diano più soddisfazione. Ecco, abbiamo visto tanti gol, troppi gol subiti nel girone d'andata, 26. Qualcosa da registrare in difesa, Presidente? Sì, abbiamo avuto una difesa, ti ho detto, tanti infortuni, e se Strassina continua sempre con questi infortuni, ti ripeto, oggi mancava tutti i 4 difensori. Hai visto che abbiamo messo dei giocatori che magari erano centrocampisti, e dovuto impiegarli come Gonna, ha dovuto fare il centrale lui oggi perché mancavano tutti quanti. Un messaggio ai tifosi, abbiamo ancora 14 partite da giocarci. Ma i tifosi sono felici perché vedo che mi stanno seguendo la squadra, non la abbandonano come non la abbandono io, spero di dargli tanta soddisfazione. E abbiamo ancora la possibilità di salire, basta fare 2, 3, 4 vittorie e fa presto venire quei 3 punti salire. Commentiamo il risultato di oggi, un pareggio 2-2 col mister della Teste, signor Andrea Franzolin. Buonasera a tutti, è un bel pareggio secondo me, è meritato sul campo. Noi arriviamo da una situazione un po' particolare, difficile, perché abbiamo diverse assenze. Oggi abbiamo fatto esordire dei giovani con coraggio, che hanno anche fatto bene, per cui un pareggio meritato sul campo e felice di come la squadra si è espressa. Carattere, grinta, volontà, abbiamo a tratti anche fatto un discreto gioco e quindi insomma
un bel pareggio che nel finale poteva anche, come dire, trasformarsi in una vittoria che visti gli ultimi 15-20 minuti, dopo i cambi che abbiamo fatto, secondo me anche tra l'altro azzeccati, potevamo spuntarla. È andata bene, il pareggio ci sta e bene così. Qualcosa da recriminare al di là delle conclusioni che non sono andate in rete? E i ragazzi hanno dato tutto? I ragazzi hanno dato tutto, dobbiamo solo migliorare noi, perché se il risultato è questo, avendo concesso poco e avendo creato abbastanza, possiamo solo migliorare noi, quindi dobbiamo fare mea culpa sotto questo punto di vista. Bene per la volontà, per l'impegno, perché, ripeto, abbiamo creato, abbiamo costruito. Se è uscito il 2-2 qualcosina di meglio possiamo arrivare a fare e spuntare la gara. Cominato, il mister del Ponte Cor, soddisfatto o qualche recriminazione? No, noi siamo soddisfatti della partita e del pareggio che abbiamo portato a casa da questa trasferta. Questo non cambia i nostri programmi di inizio anno, essendo una neopromossa noi abbiamo l'obbligo di mantenere la categoria e in questo momento la classifica ci sorride e quindi siamo contenti così, anche perché abbiamo iniziato a giocare oggi dopo un mese quasi di inattività. È stata una sosta un po' anomala, non è mai facile ripartire. I ragazzi hanno risposto bene, ci portiamo a casa a questo punto e ci prepariamo per la partita di domenica prossima. Una cosa semplice, ma le due che sono davanti sono proprio irraggiungibili? Beh, la classifica dice questo, l'Alto Polesine secondo me è una buonissima squadra e lo è anche il Boara. E credo che se lo giocheranno loro due il campionato e credo sia anche giusto così, perché hanno degli organici costruiti a inizio anno per raggiungere questo obiettivo. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna, l'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza, la copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.